in collaborazione con Aria di festa in questa puntata con i bellissimi colori delle stelle di Natale. Per raccontarvi storia, curiosità e darvi anche qualche consiglio per la coltivazione di queste bellissime piante siamo venuti a Podenzano, in provincia di Piacenza. Il territorio ferrarese è particolarmente vocato per gli ortaggi. Parleremo di questo, ci occuperemo in modo particolare del radicchio. Ci occuperemo anche dell'annata agraria in Romagna. È stata presentata una dettagliata analisi di quello che è successo nel 2023 con notizie, ahimè, non troppo confortanti. Noi le conosciamo come stelle di Natale, ma il nome vero, decisamente meno suggestivo, è Euphorbia pulcherrima, nota anche come poinsettia, in onore, si dice, di Joel Roberts Poinsett, primo ambasciatore degli Stati Uniti in Messico, che le portò proprio negli Stati Uniti nel 1825. Quindi una storia particolare alle spalle, però io mi fermo qua e per parlare delle nostre stelle di Natale do spazio a chi sicuramente le conosce, le frequenta molto più di me. Roberto Zermani, che è contitolare con il fratello Andrea dell'azienda agricola Eridano Vivai, è un vivaio specializzato proprio nella produzione di stelle di Natale. Non solo di stelle di Natale, fanno anche tanto altro, poi ne parleremo, a partire dal pomodoro da industria, perché siamo nel cuore del pomodoro, del distretto del pomodoro del nord Italia. Siamo infatti a Podenzano, provincia di Piacenza. Ma allora, torniamo alle nostre stelle di Natale, euforbie, poinsetti o come le vogliamo chiamare. Sono piante davvero magnifiche che ci introducono al periodo delle feste. Piante non semplici da coltivare, infatti poi arriverò anche a chiederle qualche consiglio, perché questa è un po' la scommessa di tutti quelli che acquistano o ricevono in regalo una stella di Natale. Ma allora, qui sono intanto i numeri, sono davvero tantissime, siamo circondati. Quante ne producete voi ogni anno? Ne produciamo 320.000 stelle di Natale quest'anno, di varie tonalità di colori a seconda un po' delle esigenze dei vari clienti e anche delle novità che appaiono sul mercato, e per cui ricordo non tanti anni fa è uscita questa stella che si chiama Glitter, che è rossa punteggiata di giallo o comunque di un color panna, e negli anni ha preso mercato, perché comunque dà comunque una sensazione di stella, ma comunque ha una colorazione molto attraente, quindi ha cambiato un po'. I gusti poi però restano sempre focalizzati un po' più sul rosso, perché un po', insomma, il colore natalizio e fa più Natale. Certo, infatti basta guardarsi attorno, direi che il rosso è predominante. Sì. Quelle qui che abbiamo davanti a noi in particolare sono alberelli. Sì. Allora questa già è un tipo di coltivazione un po' particolare. Sì, questa è una pianta particolarmente esigente che cominciamo la coltivazione a marzo, quindi rimane tanto tempo in coltivazione, richiede tante cure, anche perché poi deve essere potata lungo il percorso di crescita, e bisogna fare in modo appunto che ci sia questa parte di fusto e poi questa chioma particolarmente grande e colorata. Quindi è una pianta molto impegnativa. Naturalmente è un vaso che non ha il primo prezzo nei negozi, però è un vaso che fa fare sicuramente
una bella figura a chi le regala o anche a chi se la vuole mettere in un ambiente casalingo, perché comunque è molto bella, insomma. Lei ha detto queste cominciamo a marzo, ci racconti un poco quello che è il ciclo produttivo, cioè da dove partite e che tempi per arrivare a questo spettacolo della natura che poi fra poco saranno completamente vuote queste Sì, serre. sì. Sì, infatti dico sempre, sono bellissime quando sono piene perché danno una sensazione anche di tranquillità, ma dall'altro lato anche quando sono vuote non ci dispiace. Eh, quindi diciamo che si parte da una talea, per cui c'è una piccola piantina radicata che noi mettiamo nel vaso direttamente dove poi verrà definitivamente coltivata. A seconda delle dimensioni del vaso ci sono vari periodi, per cui il vaso più grande è quello che si comincia prima, il vaso più piccolo è quello che si mette, per esempio il vasetto 6, che è un piccolo vaso, quella classica stellina da mettere sulla scrivania, quella viene trapiantata a settembre, per cui perché le dimensioni sono molto più ridotte e ha bisogno di molto meno tempo di coltivazione. Allora, intanto diciamo che queste che noi vediamo, li chiamiamo fiori, in realtà questo non è il fiore, sono foglie che hanno cambiato Esatto. colore e in effetti si notano perché ce ne sono alcune che stanno cambiando colore adesso, cioè da verde scuro diventano rosse. Esatto, esatto. C'è questa pianta che noi dobbiamo cercare di conservare al meglio della sua vigoria durante l'estate, quindi c'è questo periodo estivo particolarmente difficile, soprattutto in estati come queste in cui c'è molto caldo, però questo è un po' una nostra bravura, ma è anche il fatto che abbiamo costruito negli anni degli impianti che ci permettono di resistere a delle condizioni particolarmente estreme, perché è una pianta molto delicata, per cui soprattutto quando le temperature sono alte in estate bastano alcune irrigazioni fatte male per creare dei problemi. Dall'altro lato, man mano che si sviluppa, a metà settembre abbiamo l'induzione alla colorazione delle bratte, che apparentemente noi non vediamo niente, la pianta però si accorge che il giorno sta accorciando le proprie ore di luce e quindi induce la fioritura. Nel fare questo passaggio diciamo che c'è questo mese tra la metà di settembre e la metà di ottobre in cui comincia il viraggio, che noi poi lo vediamo in ottobre, diciamo i primi segni che adesso noi vediamo su alcune foglie che tardivamente si stanno colorando, e cominciamo a intravederli insomma dalla metà di ottobre in avanti. Quello è un momento particolarmente delicato perché la pianta induce la fioritura, non deve essere influenzata in nessun modo da, per esempio, illuminazioni esterne, per cui qui in quel periodo tutto è buio e segue pedissequamente il clima naturale, insomma la luce e l'illuminazione naturale. Ecco, questo è un aspetto particolare perché si è sempre detto sono piante giustamente molto sensibili al fotoperiodo ed è per quello che qui da noi faticano anche a vivere e a rifiorire perché le nostre ore di luce non sono le stesse di quelle di dove sono originarie. Una volta era così, adesso non è proprio così. Sì, da questo punto di vista sicuramente è cambiato questo aspetto, per cui quello che prima artificialmente veniva indotto con per esempio banalmente illuminando o togliendo l'illuminazione naturale, si è risolto selezionando alcune tipologie varietali che alle nostre latitudini inducono la fioritura e quindi diciamo il massimo del loro splendore in questo periodo. Per cui noi ci troviamo adesso con queste piante che sostanzialmente fanno tutte da sole, adesso molto tra virgolette perché hanno Perché bisogno di secondo me molto voi ci accudimento. lavorate molto in realtà. Hanno bisogno di molto accudimento, però quello che per esempio una curiosità che capita spesso di incontrare lungo la conoscenza della conservazione delle piante, uno l'anno successivo dice ma la mia stella non si è colorata, è stata bellissima tutta l'estate, poi invece le tue diventano tutte rosse, che cosa gli avete fatto? Noi le abbiamo conservate in un ambiente in cui l'illuminazione non è stata influenzata dalla luce esterna, per cui se uno banalmente ha la pianta in casa e tiene accesa la luce fino alle 10, alle 11 alla sera, quella pianta non gli fiorirà. Dal punto di vista della irrigazione, voi ovviamente ognuna è irrigata con i sensori, così, ma sono piante idroesigenti oppure preferiscono non avere troppa acqua? Ecco, quello dipende un po' dallo stadio di coltivazione, per cui passiamo dall'estate in cui complice il caldo, ma complice anche il grande sviluppo, perché la piantina, consideriamo che queste piante, in particolare da una piccola piantina, una piccola talea, deve svilupparsi una chioma, a volte anche molto grande e importante, nel giro di pochi mesi deve fare un grande sviluppo. Quindi soprattutto quando c'è caldo ha bisogno di tanta acqua.
Poi man mano che abbiamo raggiunto lo stadio definitivo come questo e come quello che uno si trova poi a dover conservare in casa, le esigenze idriche calano. Naturalmente dipende tanto anche da dove viene conservata, perché se uno la mette vicino a un termosifone dovrà irrigare spesso, se la mette in un ambiente non influenzato tanto dalle fonti di calore in una casa, oppure davanti a una porta d'ingresso, insomma, che gli dia questi sbalzi di temperatura, sicuramente deve irrigare poco. Una curiosità, io vedo tutti questi nastri gialli ai lati. A che cosa servono? Immagino non solamente per separare i vari settori delle piante. No, no. Queste sono trappole adesive, fotocromatiche, per cui l'insetto viene attirato, alcuni tipi di insetti dal blu, altri dal giallo, e a noi servono da una parte come per catturare massivamente, perché sono principalmente insetti che vanno poi ad influire sulla pianta, insomma sono parassiti della pianta, quindi li catturiamo massivamente per ridurre la popolazione, ma allo stesso tempo servono a noi come trappole per verificare chi e in quali parti delle coltivazioni sta attaccando le piante per poter poi intervenire. Questo serve per verificare la presenza di insetti nocivi per la pianta e allo stesso tempo distribuiamo degli insetti che sono predatori degli stessi, o meglio delle forme larvali di quelli che poi andranno ad essere parassiti della pianta, e riduciamo la popolazione. In questo modo riusciamo a sostituire la chimica con un effetto naturale che è testato da milioni di anni di evoluzione, quindi non è influenzato dalla nostra volontà, però otteniamo dei risultati che dal punto di vista dell'ambiente interno alla serra ci dà grandi vantaggi, soprattutto non solo per la sostenibilità della coltivazione, ma anche per l'ambiente stesso in cui poi noi dobbiamo lavorare, insomma. Sostenibilità, qualità del prodotto, quando si parla di floricoltura, hanno le stesse declinazioni, la stessa importanza che quando si parla di agricoltura in sé per sé? Ma tendenzialmente spesso succede che si pensi ai fiori come di un prodotto in cui si possa poi intervenire con qualsiasi cosa di fitofarmaco, tanto non si mangia, però in realtà insomma la nostra attenzione è focalizzata naturalmente sul consumatore finale, il quale poi ci entra in contatto, ma non solo, anche su chi lavora qui con noi, e noi stessi, per cui siamo dentro in un ambiente che è il nostro ambiente di lavoro e cerchiamo di mantenerlo il più sano possibile. Oggi ci sono delle alternative, in alcuni casi non ci sono alternative, però in tanti casi abbiamo trovato alternative alla chimica e utilizzandola è una scoperta continua. Quello che io dico sempre, io ho fatto studi agrari e le curiosità, io adesso purtroppo per fortuna ho un po' di anni, e quando studiavo erano le curiosità fine libro, quelle che invece adesso metto in pratica nelle coltivazioni. Un'ultima curiosità, ma va alle stelle di Natale, voi come ci siete arrivati? Perché non siete partiti con le stelle di Natale? No, esatto. No, noi partiamo, la nostra attività è partita con la produzione di piantini di pomodoro da industria, anzi con la autoproduzione, perché servivano a noi quando i nostri genitori coltivavano pomodoro a pieno campo. E poi restava da riempire il secondo periodo dell'anno, per cui le piantine di pomodoro finivano a metà giugno. La stella di Natale era un prodotto perfetto che si poteva tranquillamente incastrare utilizzando gli stessi impianti che avevamo, e quindi l'abbiamo fatto e poi da cosa nasce cosa e è diventato un po', ci siamo anche noi, abbiamo fatto una lunga gavetta, sono ormai più di 20 anni che facciamo questo prodotto e ci viene riconosciuto sul mercato ed è un nostro fiore all'occhiello, per cui noi riusciamo a ottenere una stella di alta qualità e ci viene anche riconosciuto, per cui la cosa bella che raccontavamo prima, ci sono clienti che mi dicono non vengo neanche a vedere quel vaso perché tanto so già come lo fai, e questo è un riconoscimento della nostra professionalità, al di là poi dei risultati economici, che ci fa molto piacere, insomma. Bene, bene. Allora a questo punto io direi una breve pausa, la linea passa a Claudio e noi però dopo ci ritroviamo in finale di puntata perché abbiamo detto sì, le stelle di Natale sono bellissime, ma qua non si fanno solamente stelle di Natale. A dopo.